Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come puntini puntini. L'ospite di oggi è Anna Congiu, che visto il cognome potete immaginare sia mia parente, infatti è mia nipote. Anna ha 23 anni, è studentessa universitaria, amante degli animali e ultimamente sta anche lavorando per potersi permettere di vivere per conto suo. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congiu. Ciao! E finalmente! Buon pomeriggio! Anche a lei! Ciao! Sei bagnata? Cos'è? Dai, capelli umidi. Umidi? Un pochino. Allora, giubbotto, va che c'è caldo. Ora mi lavo giù, aspetta. Dove dici giubbotto? Poi. E ti devi mettere questo. Ok. Ok. Dove? Fai vedere. Cioè, da felpa a maniche corte. Sì, Cioè da giù. No, qua. Faccio rec stop. ok. Sei anche lì? Ciao! Ciao. Tanto lo sai che cosa è. Sì, lo so benissimo. Le sai benissimo. 2 mesi da novembre. Varie motivazioni molto valide. Molto valide, vabbè. Sembri più difficile da apprendere di un adulto straimpegnato. Sono un po' impegnata. Sei un po' impegnato. Sì. Buongiorno e benvenuta. Io ti ho presentato ovviamente nell'incipit, ti ho detto chi sei, che cosa fai, ho detto 3 cose, cioè non 3 cose di cosa fai, 3 cose di te. Ok. Che sei, hai 23 anni? Ho 23 anni per ora. Quando li compri 24? A maggio ho 24. Vabbè, 23 c'hai, 23 adesso punto. 23 anni. Vabbè. Che sei studentessa di scienze naturali? Esatto, Ok. sì. Che sei amante degli animali? Moltissimo. 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 Ok. E poi che, diciamo, per fare in modo di essere indipendente, di vivere da sola, lavori. Lavoro. Sì. Cosa fai? Lavoro al banco bar in un pub. Mhm. Quindi spilo birra, preparo cocktail, decoro i dessert, preparo gli amari, comunque tutto ciò che... Bartender più o meno. Esatto, sì. Semplicemente anche... non faccio i giochi di prestigio con... Guarda, lascia perdere. Quello non lo so fare. Per chi non li sa fare, ho visto cose brutte. Vabbè, infatti va benissimo così. Chi si è atteggiata a cose che non doveva fare ha fatto danni. Esatto. Invece di te, a parte questo, ho detto di te in un altro episodio. Ok. Ho parlato di te perché ho avuto ospiti, una educatrice cinofila e un'educatrice felina, o meglio, Bellissimo. Una consulente del rapporto partner uomo-gatto. Bellissimo. Quando ho parlato con loro è venuta fuori il tuo sogno, ce l'hai sempre? Sì, ce l'ho sempre. Ce l'hai sempre. Molto forte. Molto forte. Molto forte, Sì. ma è animal keeper? Allora, sì. Non è più? No, è sempre animal keeper, nel senso che cioè io vorrei lavorare come animal keeper, però sempre nel campo della ricerca, quindi sto studiando per diventare ricercatrice, però il mio obiettivo non è quello di lavorare in laboratorio, ma a pieno contatto con gli animali. Ok, ho detto una cosa sbagliata allora. No, è giusto, l'animal keeper è esattamente quello che voglio fare, quindi... Perdonami, ho spiegato cosa voleva dire. Ah. Io ho detto colui o colei il quale si prende cura degli animali in parchi? Sì, no, è giustissimo. Ah, ok. È quello. Ci sono dei parchi naturali che diciamo fanno parte, dedicano comunque il parco per la ricerca, per la scienza, per ad esempio la tutela degli animali in via d'estinzione, per reintrodurli nell'ambiente naturale, e così è tutto molto collegato, nel senso così anche mettere a posto, diciamo, passami il termine, cioè in modo molto elementare, mettere a posto l'ecosistema, cioè
fare in modo rimettere a posto. esatto, rimettere a posto l'ecosistema, fare in modo che sia tutto quanto equilibrato con Ok. con l'ambiente. E questo ruolo è presente? Io ho detto che è fuori dall'Italia, ma esiste anche in Sì. Italia. No, è presente in Italia, ma non viene visto come un vero e proprio lavoro, nel senso che ci sono dei professionisti Mhm. in Italia, però non è un lavoro che è particolarmente retribuito, è più volontariato, più servizio, magari Non è professionalizzato, non è professione. esatto, non dallo Stato italiano. Ma quindi è necessaria la laurea o no? È necessaria la laurea All'estero magari. a prescindere all'estero. Ah, Ovviamente anche in Italia magari ci sono dei professionisti che lavorano in laboratorio, comunque anche io ho già fatto un po' di volontariato e un po' di pratica per capire come funziona, sia Dove l'hai fatta? a Molentargius, Ah, a ok. Molentargius in annellamenti, In Sardegna. sì, in annellamenti, censimenti dei fenicotteri. Bello. Lì ci sono dei professionisti che comunque hanno un secondo lavoro, purtroppo, nel senso, non purtroppo, no, perché è necessario. è necessario, nel Non senso ci vivi che di esatto, questo. non ci vivi completamente. Ok. Quindi molti sono insegnanti o comunque Gravitano sì, nell'ambito. gravitano in quell'ambito, oppure hanno fatto esperienza fuori, sono tornati per Ah, ok. poi ovviamente non è sempre così, nel senso che le professioni ci sono degli ornitologi, ci sono ecologisti, non ecologisti, ecologi, ci sono comunque vari Zoofili? No. zoologi. Zoologi. Sì, Zoologi. sì, però sono veramente pochissimi Ma posti. quindi è necessaria la laurea con un indirizzo specifico? È necessaria la laurea più la magistrale se si vuole fare un indirizzo specifico, nel senso per l'ornitologia ovviamente Ok. è necessaria la magistrale e Quindi la scienze naturali, specializzazione. ornitologia, ma anche scienze Sì. biologiche, no? È ornitologia. Allora, ornitologia, la specialistica di etologia, di ornitologia, varie specialistiche le si possono fare anche dopo biologia. Scienze naturali, a differenza È più di biologia, specifico. no, in realtà è molto più pratico. Diciamo che scienze naturali, la facoltà dove studio io, tende a prepararti su tutto l'ambito ambientale. Ok. Quindi studio tutte le scienze in modo tale da essere preparata nel complesso. Ok. Ok, poi una volta che si finisce scienze naturali, molti fanno una magistrale per specializzarsi in un ambito specifico, molti invece fanno la magistrale di scienze naturali per diventare veri e propri naturalisti. Ok. Quindi Tu hai proprio un obiettivo, però. io ho un obiettivo, per ora non ho intenzione di fare una magistrale, ho più intenzione di fare esperienza, quindi di Quindi il passo trovare. successivo alla laurea, qual è? Io ho intenzione di partire, Ok. di fare vari workshop, di lavorare direttamente Stage, come stage. sì, stage. Stage o stage? Stage. Magari anche come volontaria, Ok. fuori, ma fuori Italia. Fuori dove? C'è già Io sto puntando a lavorare in Africa Ah, e mi vedo là. Brava. Sì, bello questo, Sì. mi vedo là. mi vedo là. Non so per quale motivo, No, però no, lo sai. Lo so benissimo quale motivo, ma No, mi piace perché ti vedi, io mi che ti vedo veda là. Cioè io so che Ma è in un luogo- là la mia destinazione. In un luogo proprio preciso? Mi vedo in Sudafrica. Mi vedo Devi in anche Sudafrica, vederti sì, nella città giusta, Sì. posto giusto, devi Sì. individuarlo proprio bene. al l'obiettivo. Kruger. Ah? Poi non so Ah? esattamente, al Kruger, il parco Al Kruger, al Kruger. ah, ok. Poi magari comunque là, perché anche il Kenya mi ispira tantissimo. Bello. Non mi vedo là, poi ho anche là si lavora anche come ranger, come Nei parchi sempre. nei parchi. Quello è un lavoro ancora diverso, però sì, come animal keeper, per la conservazione delle specie in via di estinzione, per la tutela del bracconaggio, quindi mi vedo là. È un po' pericoloso? Sì, è pericoloso, Oh cavolo. nel senso che può essere pericoloso, nel senso che ovviamente se non sei preparato puoi fare cagate, scusate, però- Prego, si può dire quello che si vuole Ok. qua.
Ho tolto la spunta non adatta ai bambini, quindi si può fare. No, vabbè, pericoloso anche dal punto di vista, hai detto bracconaggio, ho pensato sì, il ranger. Ma vado in giro proprio. Sì, ma infatti c'è tutto un percorso per i ranger, comprende anche l'autodifesa e la difesa Cioè tu vuoi degli diventare animali. ranger? No, nel senso che mi piacerebbe anche quello, però ranger diciamo che è più un guardiano è più un guardiano e si occupa più che altro di regolamenti, comportamenti, e anche di fare da guida turistica per... Tu invece vuoi dedicarti proprio agli animali? Io voglio dedicarmi agli animali. Cioè, mi piacerebbe anche il diventare ranger se portarmi là, se comunque è un qualcosa che io devo fare prima di arrivare a diventare ricercatrice, diventare l'animal keeper di qualche centro di tutela animale, va benissimo farlo, che se mi dà ovviamente le competenze e l'esperienza che mi serve, anche perché sinceramente quello che adesso sto soffrendo molto è riuscire a rimanere in passo con gli studi, e l'idea di finire questa laurea e poi studiare sui libri senza poter stare con le mani sulla terra mi mette molta ansia, quindi quanto ti manca? Mi manca un bel po', nel senso che io vedo 2 anni. Minimo 2 anni, perché comunque di studio adesso sto prendendo i ritmi, perché ho iniziato un lavoro dove lavoro soltanto di sera, quindi è differente da quello, è stancante. Il giorno dopo non sei al top. Però adesso mi sto prendendo molto il ritmo, sto ricominciando a studiare bene. Bravo. E a prepararmi gli esami, quindi se rimango con questo ritmo entro 2 anni dovrei laurearmi. Vabbè, tutto sto pippone perché comunque ha raccontato un po' qual è il suo obiettivo, ma mi piacerebbe con te, visto che tu abbiamo fatto una cosa insieme, te la ricordi? Sì, il plan. I 10 anni. I 10 anni. Che non è andato proprio. Non importa, lo so che non è andato come doveva andare, nel senso che i tempi si sono un po' allungati, però all'interno di quel... come l'hai chiamato? Il plan. Il planner, il plan, sì. Il planner, il life planner, il life design, lo chiami come vuoi. E praticamente abbiamo provato, siccome lei aveva questo obiettivo, abbiamo fatto un gioco pratico di simulare tutti i passi che ci sarebbero voluti per arrivare al tuo obiettivo finale, che è appunto andare a lavorare in un luogo. Era l'Australia. Era l'Australia prima. L'altra volta, tempo fa. Però però con tutte le modifiche, che ovviamente gli aggiustamenti, chiamiamoli così, in questo piano abbiamo provato a capire quali fossero i passi da fare per arrivare da A a B, più o meno. E all'interno di questi passi c'è stata, per esempio, che serviva una preparazione linguistica. Sì. È stato bello quello, perché questo l'hai fatto. Questo l'ho fatto. Cosa hai fatto? Allora, diciamo che sentivo molto un peso, che era quello di non saper parlare minimamente l'inglese. Minimamente? Zero. E quindi il primo passo, quindi anche perché, essendo realistici eccetera, vado a lavorare un lavoro dove ovviamente sarà molto difficile parlare italiano, nel senso che meno male perché ci sono comunque varie culture, varie persone che vengono da vari continenti, quindi la lingua è indispensabile, anzi una è poca, cioè una lingua, anzi essere diciamo bilingue che una di è base poco. ci vuole. Esatto, una di base ci vuole, soprattutto l'inglese. E in generale veramente il muro nel non saper comunicare con qualcun altro, e quindi ho deciso di andare a studiare direttamente in Inghilterra, senza saper parlare niente. Sono andata così senza sapere come si dicesse ciao, cioè forse solo no. Mi ricordo quando sono arrivata a Manchester non riuscivo a dire all'Uber dove fossi, quindi quella è stata la prima. Oh wow. Sì, ho semplicemente detto I have a red bag. Questa è stata l'unica frase che sono riuscita a dire il primo giorno, e dopo aver cercato su internet che fosse giusto, perché non si sa mai.
Quindi ho fatto 2 mesi, Due ho mesi? studiato in una scuola. Ti è bastato? Allora, soltanto la scuola, la grammatica eccetera, lievemente. Quello che mi ha aiutato molto è avere un gruppo di amici che... Frequentare Sì. madrelingua? No, allora, allora ho conosciuto forse un inglese a Manchester. Un gruppo di amici italiani? No, allora il mio migliore amico era della Libia, Ah, ok. le mie coinquiline, una era degli Emirati Arabi, l'altra giapponese, l'altra ancora thailandese. Bello. E poi, Melting pot. sì, poi l'altro mio amico colombiano, quello brasiliano, eravamo un bel gruppo multietnico. Avevo soltanto 2 amici italiani, però dentro il gruppo parlavamo solo in inglese Solo in anche tra di inglese, noi, sì, ovviamente. sempre. Ah, fondamentale, quindi ti ha E permesso mi ha aiutato A tantissimo. che punto sei adesso? Adesso riesco a parlare molto bene inglese. Con scioltezza. Con Ma te lo scioltezza. stai mantenendo? Lo sto mantenendo. Brava. Continuo a guardare tutto quanto in inglese. Senza sottotitoli? Senza sottotitoli. Ah, Se metto i sottotitoli sono in inglese. brava. Sì, Vabbè, è spuntato check prima casella di quella obiettivo. l'abbiamo contento. spuntata. Brava, Sono molto brava. contenta. No, vabbè, dicevamo prima dell'allungamento, ci sta l'allungamento. Quando avevamo fatto i 10 anni, perché comunque servivano, mi sembra che erano 3-4 anni di studio, Sì. o 3 anni avevamo ipotizzato, non mi ricordo No, più. sì, dovevo laurearmi entro il 2025. Esatto, è azzeccato, ed è il 2023 secondo me, Sì, era nel 2022. 2023. Però questo è interessante spiegarlo, perché comunque quando ti ho proposto di farlo era perché tu volevi comunque capire come raggiungere l'obiettivo. Adesso non mi ricordo come ci siamo arrivati, Sì. però bugia, perché stavamo parlando di curriculum vitae. Sì. Era il periodo in cui stavamo parlando del curriculum vitae, e da lì ti avevo spiegato che secondo me, il mio punto di vista, era che il curriculum fosse una sorta di racconto, un certificato che appunto certificasse un percorso di vita lavorativa e anche privato, perché comunque dentro ci sono gli hobby, le passioni, le attitudini, e all'interno del quale raccontare la storia di una persona lavorativa e formativa coerente. E da lì forse abbiamo parlato del fatto ma quale fosse il tuo sogno, il tuo obiettivo, e abbiamo fatto il lavoro all'incontrario rispetto io ti ho usato la metafora del trasloco. Sì. Quindi la metafora al contrario, se devi traslocare da una casa a un'altra, quali sono tutte le fasi che metti in fila per poter arrivare appunto a trasferirti nella nuova casa, e da lì abbiamo capito che da qui a 10 anni, 8 anni, 6 anni, quello che ci voleva, Sì. erano vari passi, e fra cui appunto anche la conoscenza dell'inglese, ma anche l'esperienza in altri posti, Sì. e quindi l'hai fatto, Molentargius comunque volontariato, e forse dovrei continuare a fare qualche altra cosa Sì. nel futuro. Invece il lavoro è entrato come entrato- nuovo elemento. Sì, in mezzo. In realtà quello che io mi sono dedicata in questi anni all'altro obiettivo che avevo, che anche se io ritenevo prima meno importante, era un qualcosa che mi serviva anche per la non salute fisica ma salute mentale. Bravo. E non perché avessi problemi No, particolari semplicemente, con dove abitassi eccetera, ma proprio perché mi sentivo già Avevi questo in un altro bisogno. passo, soprattutto dopo una cosa che ho scoperto dopo Manchester, dopo l'Erasmus, mi sono resa conto che ero già arrivata a un altro livello, come se avessi skippato livelli dei videogiochi. Esatto, ne avessi skippato uno, ed Che era doveva essere successivo, esatto, magari. quello di essere indipendente. Bello. E lì ovviamente varie cose sono saltate come studio, mi sono bloccata per quasi 2 anni studiare, magari ho dato un esame ma mi ricordo ero sempre sotto stress, rimanevo davanti ai libri senza riuscire proprio a quagliare, zero, cioè leggevo le stesse frasi più Mancanza volte. di concentrazione. Mancanza di concentrazione. Senti, fermati, questa è molto interessante. La mancanza di concentrazione Sì. l'hai vissuta. Sì. Prima ne soffrivi o no? Ne ho sempre sofferto. Ne nel hai senso sempre che- sofferto? Sì, poi quest'anno
Non quest'anno, l'anno scorso, a settembre ho deciso di farmi diagnosticare, eccetera. Non è che ho deciso di farmi diagnosticare, nel senso che sapevo che qualcosa non c'era, perché comunque io mi sono sempre molto impegnata nello studio, anche se non ho mai avuto sempre i risultati da eccellenti, però sempre stata super determinata, anche se ci soffrivo, e ho detto: com'è possibile che io sono così tanto determinata eppure non riesco a stare attenta mai, non ho sempre degli sbalzi d'umore costanti. Ma questo eccetera. sia durante la lezione o a casa? Sempre, costantemente, anche semplicemente quando qualcuno mi parla. E quindi niente, io ho deciso di fare un percorso eccetera, e mi hanno diagnosticato la DHD. Non me l'avevi detto? Come? Io sì che te l'ho detto. No, giuro che non lo sapevo. Ho la DHD. Vai, sei ho la DHD. Benvenuta nel club. Esatto. Ho la DHD e tra l'altro con anche iperattività, del motivo per cui faccio cose. E poi la discalculia, che quella era abbastanza ovvia. Quella la sapevo, perché con matematica hai sofferto tanto. Però l'hai passato, lo vedi? L'ho passato dopo 50 alla settima volta ho passato. Okay. Ma l'hai passato? Il fatto è l'ho passato. Non è 7 volte, 7 volte è un inciso. Un mazzo. È una rottura di scatole magari, ma l'hai passato. Sì. E invece la DHD no, questo non l'ho. La DHD mi mancava, però. Sì. Ma che livello? Alto, basso, medio? Moderato. Non è medio. Medio. Nel senso che c'è lieve, medio e alto. Okay. E io sono in quello medio, però con diciamo una bella iperattività. Perché la DHD, il soggetto cioè, che soffre di ADHD non è necessariamente iperattivo? Non è necessariamente iperattivo. Può anche non essere. Può essere anche semplicemente una forte disconcentrazione, mancanza di concentrazione, anche molta spossatezza. Però l'iperattività non è sempre. E quando c'è l'iperattività è meglio? Oddio, no. È difficile dire meglio e peggio. Vabbè, è diverso. Dipende da come una persona, tra l'altro, è abituata a comportarsi, nel senso che. Cioè che il suo carattere incide. Sì. O meno nella gestione. C'è anche un'altra cosa, nel senso che dipende anche da quanto una persona è estroversa, quanto è introversa. Perché per quanto riguarda la mia iperattività, anche se posso sembrare estroversa, io sono molto introversa, quindi tutto ciò che la maggior parte della mia iperattività sta qua dentro. Quindi i miei pensieri vanno molto Ci vorrebbe il film Up, com'era il film? Tu ricordi quel cartone animato? Up, quello dello scout. No, vabbè, adesso non mi ricordo. Quella dell'app è quella della casetta con i palloncini. No, scusa, ho sbagliato. Quel documentario sulla mente, come ragiona la mente. Inside Out. Inside Out, sì. Inside Out. E quindi io immagino la tua testa in Inside Out versione, no? Pieno di roba, di gente che fa motopicchi. Esatto. Deliveroo. Fanno cose. Fanno cose. Senti, ma dopo che l'hai saputo, come ha influito sul tuo modo di essere, modo di fare? Ti è servito saperlo così e magari hai capito, oppure ti ha scombussolato? Come hai reagito? Quasi tutto quello che hai detto, però così. Diciamo che inizialmente, allora, quando ho fatto il percorso. Ma perché percorso? Un test o un percorso? Allora, sono dei test. Ok. Però è una. Si fanno in più giorni. Ok, quindi c'è tutto un percorso prima psicologico in cui. Cioè, chiunque voglia sapere se ha meno problemi di tipo ADHD deve fare un percorso. Sì, io sono stata seguita. Pensavo bastasse un test. No. Io sono stata seguita da una psicologa e una psicoterapeuta e psichiatra, e è partito da prima un'analisi psicologica partendo da zero. In che senso? Da zero, quindi da sei nata, bene, dal primo giorno in cui, cioè il primo ricordo che hai, si parte da là più o meno, e quindi è tutto un percorso prima psicologico, fai una bella seduta di 1 ora e mezza in cui parli eccetera. Dopo quello ci sono i vari test, che sono dei test in cui cercano di
di farti focalizzare il più possibile, quindi ti svuotano la testa dei pensieri e cercano il più possibile di farti concentrare su ciò che stai facendo. Utilizzano non tecniche? so esattamente come fanno, Ok. però ti stanca completamente, è un qualcosa che ti stanca completamente, e i test sono in realtà sembrano molto banali, ma sembrano molto banali per chi non ha questo disturbo, Certo. nel senso che veramente anche per quanto riguarda la discalculia hanno iniziato a farmi dei test in cui io Quello l'hai capito da prima, però. lo so già a sempre scuola. saputo, perché veramente io alle elementari avevo tutti i quaderni con i visto così giganti, che era praticamente l'insufficienza alle Ma elementari. che pizza, mamma mia. Sì, dividevo panettoni per pandori, questa è una battuta che faceva molto ridere a Cosa mia vuol madre. dire? Dividevi i palettoni per Sì, pane? perché c'era un'operazione, io non me la ricordo e probabilmente anche adesso avrei problemi, in cui sostanzialmente dovevo fare una sottrazione dei pandori. Non mi ricordo esattamente come funzionava, sono arrivata al fatto che, dato che nei problemi che avevo fatto prima, avevo già fatto l'addizione, avevo già fatto la moltiplicazione, la sottrazione, l'ultimo problema sarà stato divisione, no? Cioè io non ci ho neanche pensato, ho detto dovrò dividere, scusami, non l'ho ancora fatto nell'esercizio, e quindi ho diviso i pandori per i panettoni. E mi ha dato anche un risultato. Io penso che tu abbia innovato qualcosa. Ho innovato, Sì. Comunque sì, quello l'ho sempre saputo, ho sempre avuto problemi nel leggere l'orario, tuttora ce l'ho. Ma la discalculia è quando inverti le cifre o No, non le capisci proprio? Io non riesco a vedere i numeri come tali. Cioè per me il 10 numero può è un essere segno. 19? No, per me il numero è un segno. Cioè non mi dà la quantità. È il motivo per cui io... Ma tu riconosci il 90, lo vedi? Sì, lo vedo, ma mi viene difficile 27? vederlo in no, non è come la dislessia, nel senso che io i numeri li vedo, li so leggere. Ma non li riconosci come tali? Non li riconosco come tali, questo vuol dire che se tu mi metti 4 palline davanti, io ti riesco a dire che sono 4. Te lo posso dire perché vedo che sono 4 elementi. Sono specchiate, sono 2 specchiate, quindi faccio 4 e io ricordo 4. Se tu mi metti già 8 palline, io non ti so dire che sono 8 palline, le devo contare. O se mi metti 6 palline, forse ancora lì è ancora facile perché sono 3 e 3. Però non le vedo subito come 6. E quando mi metti un qualsiasi numero che sia alto da 10 a 17, io non riesco a vedere la differenza nella quantità, solo se la conto. È un problema di quantità. È un problema di quantità e di vedere io non riesco a vedere a livello logico il numero, cioè non riesco a percepirlo. E questa cosa praticamente in che cosa ti crea problemi? Mi crea problemi nel contare, nel ricordare i numeri, nel ricordare sequenze. Ovviamente mi ha messo difficoltà a livello di studio perché non mi ricordo le formule, ad esempio. Però sono molto brava nella logica. Quindi, ad esempio, io anche l'esame di fisica sono riuscita a passarlo con un bellissimo, un buon voto. Buonissimo voto, buono. Buono. Sì, è stato il mio voto, forse uno dei voti più alti che ho avuto, per forza. E io avevo fatto già la diagnosi, quindi avevo già il certificato di ADHD, quindi mi hanno dato la possibilità di usare le formule. Usare? Le formule. Ok. Quindi non ricordarle a memoria, ma avere la formula. Sapere quale usare comunque. La logica della fisica io la riesco a capire, non riesco ad associarla alla formula. Quindi una volta che io ho capito qual era la problematica fisica, semplicemente mi bastava aggiungerci la formula e quindi è andata molto bene per quello. Giusto, come se teso la calcolatrice perché non riesci a far di conto in maniera manuale. Ma... Però sai quale tasto calcare, nel senso che più o meno... Sì, però ad esempio per me la formula non ha alcun senso. Ha più senso se mi viene più facile spiegare un concetto fisico a livello logico, cioè come effettivamente succede, facendoti esempi, eccetera. Senti, e quindi la domanda era se ti avesse creato dei problemi rispetto a come di prima, quindi tu mi hai detto mi ha creato psicologicamente, è stato un po' scombussolante, ti ha fatto perdere tempo nello studio?
No, no, Cioè, perché l'hai fatta questa? Io l'ho fatto perché avevo bisogno, l'ho fatto soprattutto per matematica, perché dovevo passare quell'esame. Ok. Infatti ha aiutato molto perché ha avuto aiuto dal professore nella preparazione, quindi aiuti con le formule, anche lì avevo la possibilità di avere formule senza dovermele per forza ricordare, l'uso della calcolatrice che mi ha aiutato ovviamente, senza quello probabilmente sarei ancora qua a provare. Ma quindi... a livello di studio l'ADHD è risolvibile o solamente gestibile? È gestibile e basta. È gestibile. È gestibile, ma cioè, ci sbatto la testa perché non c'è un... Dicono sempre ci deve essere un meccanismo. Il mio meccanismo è semplicemente quello di non leggere e ripetere. Cioè il mio leggere e ripetere non mi serve a niente. Devo comprendere i concetti come se guardassi un documentario. Allora, anch'io ho l'ADHD, l'ho avuta sicuramente quando studiavo perché io rimanevo un'ora su una pagina. Esatto, inutile. Cioè, passavo un'ora, che Certo. cosa ho letto? Magari stai pensando ad altro. Ma tutt'altro, Sì. zero concentrazione. Sì, Ai sì, miei sì. tempi non si Vabbè. conosceva, ma nemmeno la dislessia e nemmeno l'autismo. Cioè, eravamo Molto intelligente, ma non si applica. No, è intelligente ma non si applica. Intelligente, ma non si applica. Così, io, tuo Sì, padre, io ho tutti, passato il liceo così più o meno. tutto, quindi. anche io, vabbè. Quindi tutto sommato è gestibile, hai detto. Quindi Sì, non è gestibile, solo che ci fai i conti, Ci stai pieghi male. più tempo, ti fai stai male. Stai male perché ci stai metti. male. Io sto male perché non vorrei, cioè. Ti dà fastidio. Non vorrei stare qua, io vorrei stare già là, dove abbiamo detto prima. Diciamo che è una palla al piede e sono io la palla al piede, capito? Ok. Però sei tu contro, non sei tu contro altri, contro te stessa. Sono io contro me stessa. Vabbè. Sei già arrivato a un buon punto. Quanti esami hai dato? È una ventina. Quanti sono gli esami? 30, ma era 30-35. Hai scollinato. Però sono quelli e Hai ogni detto esame... 20, cavolo. Sì, sono 20, però me ne mancano quasi altri... 10. 15. Questo è il problema. Te lo dico io. Non ce la fai. Altri, sì, vabbè, me ne mancano magari altri 15 che sono comunque orale e scritto, più la pratica, poi Vabbè. devo fare il campo naturalistico, poi sono esamoni. Però, A proposito di campo naturalistico, non abbiamo detto che sei anche scout. sì, sono Quello, capo cavolo, capo scout. Sono Quello capo non è in scout. secondo piano, anche quella No. è una bella cosa che avete fatto tutti, perché parliamone, tu, tuo fratello, tue cugine, tutte scout, bello, no? sì. Parlami dello scout in 5 battute. 5 battute. Sono scout da quando ho 6 anni e mezzo, 7. E basta questa, Basta. secondo me. È la mia passione più grande, non ho mai avuto dubbi sullo scoutismo, nel senso che, ecco, sono sempre stata molto titubante con la scuola, con gli sport, ho cambiato milioni di sport, ho cambiato anche tanti lavori, se possiamo essere sinceri, e lo scoutismo è sempre rimasto come Un punto fisso. Come punto fisso sempre. Cosa di bello lo scoutismo? Quando ero ragazzina lo vedevo come vedevo la mia vita quotidiana allo scoutismo e il resto lo vedevo come seconda parte della mia vita. Cioè io mi ricordo che era il mio posto dove veramente trovavo pace, dove riuscivo a essere veramente me stessa, dove le leggi che c'erano riuscivano a combaciare con quello che io ero. Quindi, e in generale poi è diventato la mia vita anche dopo, perché adesso educo dei ragazzi che cerco di educare come sono stata educata io, quindi Bello. Trasferire le tue esperienze. trasferire le mie esperienze, è uno stile di vita lo scoutismo, quindi è una costante crescita di se stessi, nel senso che non è soltanto insieme agli altri, una Perché cosa cresci, bellissima. Cresci comunque, Sì, c'è un arcobaleno molto completo. bello, completo. Che meraviglia.
Peccato non lo vedete, noi lo vediamo, forse dopo, no, non lo si vede. No, non so. Ascolta, e poi un'altra cosa abbiamo dimenticato, ma hai dimenticato, sbaglio, tu hai fatto un corso di educatrice cinofila? Sì, sono educatrice cinofila, sono diplomata, ho il diploma. Hai il diploma? Come educatrice cinofila. Quindi tu sei la seconda, perché l'altra Sì. ha preceduto la cara Ilaria, che ha fatto un bellissimo episodio con me. Abbiamo parlato di educazione cinofila e lì ho capito la differenza fra educazione e addestramento. Sì. Cosa che proprio non avevo idea. Molto differente. Molto differente. Ma l'hai fatto per pura passione? L'ho fatto sia per pura passione che per darmi esperienza anche quella, per formarmi. Cioè, tra le varie cose che io ho fatto per formarmi, per avere la prontezza, per formarmi su quell'ambiente, perché comunque ho studiato non soltanto come educare un animale, ma anche come comportarmi, ho studiato lettogramma, ho studiato lettogramma cinofilo, che in pratica. Lettogramma? Lettogramma, quindi come si comporta un cane, i movimenti, il linguaggio, è ok. Bellissimo come cosa, cioè etologia. Etologia, ok. Semplicemente quello che io voglio fare, e io ho iniziato a farlo sul cane, cioè, quindi... Perché si può fare anche sugli altri animali? L'etologia, certo. Lo studio del comportamento animale. Ah, ok. Ma non finalizzato all'educazione? No, non è finalizzato all'educazione. Ok. Però è una può parte essere integrante. è una parte integrante, nel senso che per diventare educatore cinofilo ovviamente tu devi studiare la parte di etologia animale per quanto riguarda il cane, per quanto... Certo. Quindi il suo comportamento, eccetera, anche l'anatomia, molto molto interessante. Senti, il lavoro, siccome l'argomento giovani lavoro è un argomento molto caldo per le mie interviste, perché mi rendo conto che qualcuno mi ha fatto notare che i punti di vista sono un po' troppo talebani, no? Io sono anziano e quindi tendo ad andare a gamba tesa, ma non perché sono cattivo, particolarmente severo, semplicemente perché penso alla mia esperienza, mi rifaccio ai tempi in cui ero giovane e magari non considero i cambiamenti che ci sono stati a livello epocale, a livello generazionale, e soprattutto perché ho poca, a detta di qualcuno, non faccio nomi, non ho magari capacità di comprensione nei confronti della vostra generazione, tu in particolare, ma anche quella successiva, dai 20 ai 30, diciamo il range è quello lì. Sì. Dal punto di vista proprio di come i ragazzi, i giovani, si approcciano col mondo del lavoro e magari in relazione soprattutto a mio parere, non è una cosa, come dire, non è una cosa definita, che si approcciano magari al lavoro manuale in maniera poco disponibile. Intendo lavori manuali, lavori modesti, lavori umili, pretendono forse subito il lavoro, non dico sicuro, ma il lavoro già che gli dà da guadagnare molto, senza nessuna professionalità, senza nessuna competenza. Quindi la domanda più o meno che ti faccio, che è una domanda un po' grande: cosa pensi di come voi ragazzi vi approcciate a questo mondo, inteso soprattutto in tutti i settori? Tu fai la barista, ma ci sono molti altri lavori, anche più umili, più manuali e più anche pesanti. Nel senso, il lavoro in sé, quindi noi come ci approcciamo col lavoro, o il trovare lavoro, o... Quello appunto, l'approccio, la disponibilità ad accettarli, i lavori che magari vi capitano, a cercarli, ma allo stesso tempo se capita qualcosa anche di faticoso, essere disponibili a farlo, la disponibilità a imparare, tutte queste sfaccettature che sono proprie del mondo del lavoro, in particolar modo di chi si avvicina in un modo, come hai detto tu, per pagarmi le mie spese, per incominciare a essere indipendente, per non dover essere di carico ai genitori, per potermi permettere l'aperitivo, tutte queste cose qua. Allora, posso dire varie cose, nel senso che di base il sogno, che penso sia della mia generazione, di quella futura, in realtà di chiunque, è quello di diventare indipendente col lavoro dei propri sogni.
partiamo dal presupposto che questo è molto difficile, soprattutto qua. Il fatto pesa il fatto di dover diventare indipendente soltanto quando si finisce di studiare la triennale, poi si finisce di studiare la magistrale, poi dopo trovare lavoro, che già è difficilissimo perché a seconda degli ambiti in Italia è difficile, a Cagliari non ne parliamo, e quindi il peso del fatto che io non sto ancora lavorando e ho una certa età, che certa età nel senso, però quindi comunque questo è il primo problema che nei ragazzi, questo è il primissimo problema, il fatto tu lo senti, che io vorrei, sì, non tu lo senti. Io lo sento. Ti sto facendo una domanda in generale, cioè dai tuoi amici ne parlate. Sì, il fatto che si vorrebbe essere indipendenti ovviamente, però non lo si può essere perché prima di arrivare al lavoro che voglio fare ci vuole questo e quest'altro eccetera, quindi un bel percorso. E poi se voglio effettivamente diventare indipendente con quello che faccio, cioè che voglio fare, quindi il mio obiettivo, quindi io sto studiando per fare quel lavoro che poi sarà il lavoro dei miei sogni e poi lavorerò per tutta la vita e bla bla bla, ok? L'altra questione è, ok, vorrei essere indipendente, quindi ciò che mi riserva a Cagliari è fare dei lavori che ovviamente non sono minimamente vicini a quello che io voglio fare. Uh-huh. Che possono essere la barista, che può essere qualsiasi tipo cameriera, barista, commessa, oppure babysitter, ma anche più cioè tu parli di lavori che sono propri, forse adesso non dico del genere femminile, però diciamo che sono più propri a questo, ma del genere maschile, lavori più un muratore, per esempio manovale, andare a aiutare un idraulico, un elettricista, giardiniere. Bravo. Tu hai amici che fanno questi lavori? Io ho amici che fanno magazzinieri, che lavorano anche muratori. Ok. Allora, dipende dalla persona, nel senso che abbiamo visto come lavoro umile, comunque è un lavoro tostissimo, è un lavoro che altro che umile, è pesante, pesantissimo, manovale è pesantissimo. E comunque dalla società viene, in un certo senso, io non voglio dire, però viene criticato dalla società come se non fosse il lavoro abbastanza non so come spiegarla questa cosa, però veniamo criticati da vari punti di vista, sia il fatto che per lavorare fare il lavoro dei nostri sogni ci dobbiamo mettere un sacco di tempo, per poi invece decido di lavorare, ci sentiamo criticati, decidiamo di lavorare molto presto e fare un lavoro che magari non è all'altezza di ciò che la società richiede, quindi c'è un problema di ambizione sociale, più c'è che ambizione personale. Sociale, personale ma anche sociale, perché l'idea, anche semplicemente ti dico a livello personale, quando dico che stai già lavorando, sì, sto lavorando come barista, e cosa vuoi fare dopo? Cioè non viene mai vista come, ora non è quello che io voglio fare nella vita, ok, ma partiamo dal presupposto che potrebbe essere quello il lavoro. Però potrebbe essere, qual è il problema? Bella questa considerazione, quindi quando dici faccio la barista e poi dopo cosa fai? E dopo cosa fai? Cosa stai facendo? Stai studiando? Così vale per una commessa? Potrebbe, in realtà qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa? Comunque ciò che viene visto come magari successo può essere visto come successo personale rispetto alla società, sono comunque lavori a cui arrivi grazie a una laurea, grazie a un culo di studio che ti sei fatto in 10 anni, che ti ha dato stress nella vita, però ti ha portato a una laurea che poi magari non è molto differente, una laurea che ti porta a lavorare in ufficio. Quindi e poi aggiungiamo il fatto che si viene anche giudicati in un certo senso se si rimane qua, se si rimane in Sardegna, bene o male. No, bene o male? No, per me, allora io vorrei andare fuori, però mi dà fastidio che vengono criticate persone che invece decidono di rimanere. Viene visto qua. Male che se vuoi andare fuori? No, viene visto male che tu rimanga. Questo viene visto male dai ragazzi invece della mia età.
Quindi se tu Sono- dici voglio andare fuori, sei figa. Se vai fuori, sì, Dai tuoi coetanei o dagli adulti? entrambi. Entrambi. Se invece vuoi rimanere qua, sei una... No, dipende dal lavoro che fai anche lì, è tutto un... Ah. No, siccome la fuga dei cervelli è un altro argomento pazzesco che ultimamente sta venendo fuori come grosso problema italiano, ma è un problema reale, Sì. dall'altro punto di vista c'è anche chi dice no, tu devi rimanere in Sardegna perché devi risollevare le sorti, Sardegna o Italia, devi risollevare le sorti sardo-italiane. Quindi i ragazzi non devono partire, devono rimanere qui e dimostrare che possono valere anche qui, perché eccetera eccetera. Sì. Quindi è quasi il contrario di quello che te mi dice. Quindi Però allo stesso tempo la Sardegna, cioè il Cagliari non ti dà niente, cioè tutto ciò, ci sono molte cose che ti dà molto di più andare fuori. ci mancherebbe, Molto molte di più. figure professionali. Ma anche semplicemente lavorare in ristorazione ti dà tanto fuori, Ti dà di più. ti dà di più. Cioè ti dà di più, abbiamo parlato con l'ultima ospite che fa la consulente rapporto partner, la consulente sul rapporto felino, ok? Che però fa la chef vegana in Olanda, Wow. ad Amsterdam, e mi ha spiegato che ad Amsterdam una chef è pagata molto di più rispetto qua, però lì la vita costa di più, quindi mi ha detto secondo lei si sta un po' meglio, Sì. perché comunque guadagni di più è vero, ma hai anche costi superiori, poi alla fine il bilanciamento è superiore perché c'è una qualità di vita per certi versi migliore, anche se preferisce stare in Sardegna eccetera eccetera. Quindi il lavoro, ma soprattutto il lavoro da chef non è considerato un lavoro per niente di basso livello, anzi c'è una bella collaborazione, non c'è meno, perché abbiamo parlato anche del fatto che gli chef soprattutto in Italia sono soprattutto maschi, uomini, invece lì è visto come molta parità di sessi e parità di figura, per cui non esiste questa differenza. Però quello che mi hai detto prima mi fa pensare perché mi è arrivata questa informazione del fatto che l'asticella sia stata alzata non tanto dai giovani ma dagli adulti, dai genitori. Da entrambi, parte entrambi. magari dagli adulti, però continua con i giovani. Ah, ok, cioè questo fatto di dover dire che quello non è un lavoro, del fare la cameriera, Che magari è un lavoro, il lavoro temporaneo. Temporaneo, provvisorio, non può essere quello definitivo. Sto generalizzando moltissimo. No, va bene, ma per generalizzando. capire, perché Però è una pressione che si sente, nel senso come se non fosse abbastanza, cioè come se non fosse mai abbastanza semplicemente il stare bene, capito? ok, però la domanda che volevo fare, che ho cercato di farti prima, che l'ho formulata forse male, è legata anche secondo me, alla carenza di figure lavorative più, diciamo, riferite agli ambienti manuali. Quindi io avverto personalmente che ci sia una mancanza, per esempio, di idraulici, elettricisti, meccanici, parrucchieri, forse quello magari no, barbieri forse no, cioè non barbieri, barba, ma taglio di capelli, sì, soprattutto, oppure figure come giardinieri, perché sono professioni che a mio parere non spariranno mai, cioè che la tecnologia non potrà mai, o meglio, magari fra 200-300 anni, ma per adesso non potrà minimamente sostituire. sì. L'intelligenza artificiale non potrà sostituire per adesso un idraulico o un elettricista o un giardiniere. Cioè, nel senso che sì, le attrezzature sono sempre più evolute tecnologicamente, però un tubo d'acqua che perde, cioè chiamo l'idraulico che sono disperato, che mi sta allagando la casa, o un po' come quando sei disperata perché hai bisogno di un dentista o hai un problema legale, chiami l'avvocato, o un problema legato alla tua casa e chiami un ingegnere, un architetto o quello che è, un geometra. Quindi ci sono delle figure che, a parte queste che ho detto che sono tutte laureate, professionalizzanti, le altre stanno sparendo. Se tu chiami un idraulico, hai idea che non lo trovi e che ti costa un occhio? Cioè, io dico, ma porca miseria, se non hai né arte né parte, non sai fare nulla, non hai studiato, non hai voglia di studiare, buttati lì, vai a fare l'apprendista in qualche maniera, e se sei un po' manuale. Ma il problema è che non sono manuali, perché hanno dimenticato tutta la parte, l'ABC, di girare una vite e stringere un bullone. Questa è la mia, tra virgolette, polemica. Okay. Tu, che sei
una 23enne, hai amici giovani, quanti ragazzi secondo te sono disposti a fare questi lavori? Ne parlate? È una cosa che affrontate come argomenti anche a Scout, per esempio? Sì, allora, ripeto, secondo Scusami me... se No, ho no, 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 pippone no, 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 enorme. no, tranquillo. Penso sia proprio, come ho detto prima, nel senso che si ambisce di più. Si ambisce di più. Sì, il concetto è, se devo lavorare, che sia un lavoro che io voglio fare veramente. Quindi l'idea Ok. probabilmente adesso di fare fare l'idraulico. di fare l'idraulico è molto meno invitante rispetto a fare l'ingegnere o E questo fare il secondo te è medico. proprio della vostra generazione o della quella precedente o quella di 2, 3, Può 4 essere fa? varie cose, può essere il fatto che può essere la nostra generazione che ambisce molto di più, può essere il fatto che non sono state date in modo invitante dalla generazione precedente, magari dei lavori che non vengono più visti in maniera invitante Ok. dalla generazione precedente, per questioni di fatica, che può essere Usurante. usurante o comunque, ripeto, magari non viene visto abbastanza dalla società. Ok. Magari rispetto all'essere medico, all'essere avvocato. Ingegnere, eccetera. È ingiustissima come cosa, trovo sia ingiustissima, però trovo anche che sia, cioè non è biasimabile, nel senso, perché non dovrebbe una persona ambire al massimo delle sue potenzialità se può? Ma guarda, io aggiungo una cosa perché proprio ne ho parlato l'altro giorno e mi viene in mente da dire, ovviamente in maniera ufficiale, mi espongo, però tempo fa, da piccolo io andavo in giro sempre con mia mamma a fare gli acquisti, l'accompagnavo ovunque, stavo ore e ore a vedere magari le commesse che lavoravano nei negozi, i negozianti, ma vedevo anche il ciabattino, il gelataio, il barista, eccetera. Ok. E di tutte queste persone che ho visto quando ero piccolo, dopo 20-30 anni che sono uscito per conto mio ho ripercorso le stesse tappe di stessi negozi, quelli che ovviamente erano ancora aperti e che ne sono cambiati nel tempo. Le persone erano le stesse, sono invecchiate lì dentro, moltissime ovviamente non lo so quanto fossero felici di essere invecchiate lì, di essere andate in pensione lì, però ho avvisato una sorta di, diciamo, accettazione. Quello è il mio lavoro, l'ho fatto tutta la vita, l'ho fatto bene, l'ho fatto con soddisfazione, eccetera. Oggi vedo un cambiamento pazzesco, cioè nel senso che chi inizia a fare il barman non finisce in quel bar, cambia, forse diventa commesso, va a fare un altro lavoro. Esattamente io. Io. Tu? Vabbè, però tu non ti sei, cioè, mentre in queste figure di allora, di quel tempo, probabilmente è legato anche a livello di reddito e di costo della vita, per cui magari, siccome ai nostri tempi un genitore lavorava e poteva mantenere tutta la famiglia, poteva investire i soldi e risparmiarli, oggi un lavoro non basta, devono lavorare tutti e due, cioè marito e moglie o coppie, per poter permettersi anche il lusso di avere figli, perché costano un botto. Quindi diciamo che mi sto dando la risposta da solo, però questa cosa la vedo sia come, diciamo, continuità nel lavoro che fai, cioè inizi il lavoro da giovane e tu dovresti portare dietro tutta la vita, anche per acquisire un'esperienza forte, professionale. Questi cambiamenti di un mese, un anno, faccio una cosa e poi ne faccio un'altra, non ti portano ad essere perfettamente, come dire, formato in quello che fai. Vuoi dire qualcosa? Ti vedo. Sì, no, ma allora hai ragione, ma il concetto è, penso che gli obiettivi non siano più gli stessi. Probabilmente gli obiettivi, l'obiettivo non è più. Lo accolgo. L'obiettivo non è più il mi sistemo, faccio famiglia. Mi sistemo. Si usava quello. Ad esempio, a me viene molta ansia l'idea di dover avere un lavoro e stare fissa soltanto in quel lavoro per tutta la vita, fare figli e basta. L'obiettivo è più magari completare come si chiama, il mio tabellone con più esperienze che posso, perché magari domani non ci sono più,
Quindi tutto quello che io posso fare lo faccio adesso. E può essere esattamente questo, il fatto che il mio obiettivo di vita non è più quello di trovare una cosa che io faccio, che mi dà soldi, e con quei soldi allora poi cresco i miei figli che poi andranno Quindi non hai all'università. in mente di una famiglia? Magari ce l'avrò, però non è un qualcosa a cui sto pensando adesso, capito? Ok. Cioè adesso io sto pensando a vivere la mia vita, poi quando decido di avere una famiglia eccetera, allora di viverla anche per la mia famiglia. Però è forse proprio per, magari, cioè la mia è una cosa personale, perché comunque mi vedo molto viaggiatrice, vedere il mondo, però è possibile che sia anche per il resto della nostra generazione il fatto di, cioè se devo fare un qualcosa che sia la migliore delle cose che io possa fare. Ok. Così è come anche il lavoro. E senti, tu hai detto la mia generazione, ok, la tua generazione, come la trovi? Felice o infelice? Oddio. È una domanda del cavolo. Però. No, perché nel senso siamo molto incasinate, perché pieni di sogni, però molti irrealizzabili o che sembrano irrealizzabili, e per arrivarci magari hai una competizione gigantesca, hai molto stress, sempre anche lì ansia da prestazione, tutto molto meno semplice, nel senso che si ambisce sempre di più, magari non si è mai del tutto soddisfatti di ciò che si fa, perché si cerca sempre il punto in più, capito? Senti, dal punto di vista di rapporto genitori-figli, come ti trovi? Non parlare dei tuoi, no. Questo è un rec stop e non faccio tagli. In maniera oggettiva, non soggettiva, cioè il rapporto tra la tua generazione e i genitori, come lo vedi? Difficilissima domanda. Molto difficile, perché... dai racconti dei tuoi amici, dai confronti, dall'ambiente di nuovo scoutistico? Ma rispetto a un qualcos'altro o in generale? No, rispetto a questo, cioè, perché hai detto una frase, c'è molta competizione, c'è avere un livello di sogni molto elevato, ma questo lo definiscono i genitori per i figli? Cioè sono i genitori che pretendono che il figlio diventi quello, quindi loro come si rapportano con i genitori, cioè i figli come si rapportano, non tanto i figli con i genitori, scusami, ma i figli, cioè i giovani con gli adulti, come prima, cioè hanno questo bisogno, o meglio questo problema di dover dimostrare di raggiungere questi livelli alti perché sono propri di loro o sono dettati dall'educazione, dalla società, eccetera. Possono essere dettati dall'educazione, quindi semplicemente avere un'ansia di riuscire esatto, per riuscire a essere all'altezza della situazione, che può essere la famiglia, che può essere il gruppo di amici, però dalle persone che conosco l'ansia nasce più dai coetanei, secondo me. Cioè fra coetanei? Sì, perché cioè, fra coetanei nasce quest'ansia da prestazione, da dover soddisfare, non lo so, cioè proprio... come se i sogni fossero degli altri, non tuoi? No, spero di no, nel senso che... O dimostrare che tu vali? No, dimostrare che io valgo, dimostrare che riesco ad arrivare anch'io a tali livelli, o sì, può essere questo, cioè sì, rosso. Scusa, è rosso. Cicci, abbiamo fatto un'ora e un'ora doveva durare, quindi domanda fatidica alla fine dell'ora. Lo sai che questo progetto si chiama A Come, quindi faccio una domanda a tutti, ti chiedo di trovare una parola che abbia un senso rispetto alla nostra chiacchierata, che inizi per A e quindi A come? Quanti secondi ho? 0, finito. Io, che ti viene? Tanto sono 32 già usate. Stavo per dire sogno, però poi mi hai detto con la A. Arrivo? A come arrivo? L'arrivo. Ma come arrivo? Non ha detto a nessuno? Come arrivo, come meta, no? Come arrivo come meta, in quel senso? Sì, arrivo, meta. Come arrivo?
Brava, no? Bello? Beh, ci Piaciuta? sta, ha un senso. Avrei detto, mo mi dice animali, ma non l'ha detto. Perché non è soltanto animali, sono varie No, cose. beh, scherzavo. Quindi io pensando, oggi può dire, perché ho detto se l'aiuto, no? Se non mi diceva, come animali, no. Come arrivo. Bello? Bello, anche perché Bello. siamo arrivati, stiamo per arrivare Ecco. al punto in cui siamo partiti, ma l'arrivo è un arrivo a lunga scadenza. Cioè, Sì. lo devi mettere... Sì, sì, certo. sì, ma io lo vedo, cioè vedo una bella, hai presente, non l'impennata, come si chiama quando scivoli, tipo, è l'arrivo lungo, non è un arrivo fermo, è un arrivo... in scivolata. È in scivolata, è un arrivo in Con scivolata. la fettuccia Sì, taglia, sì, sì, tagli sì, il traguardo, ma io dico sì, ti sì, auguro che questo traguardo sia bello lontano. Ecco, rimango anche aggrappata al traguardo. Sì, vabbè, ma così, è è una- scivolata siccome- aggrappata al traguardo. Ok, però siccome è una cosa lunga. Sì. Sì, sì. Ok, grazie Anna. Grazie a te. Grazie a voi. Ciao.